Questa di Belluno, 12 giugno, è assolutamente una grande sfida ed è una sfida alla portata. Parla da uno schermo e non dal tavolo addobbato con 3 tricolori floreali. Giorgia Meloni bloccata a causa incidente in tangenziale a Roma mentre si recava all'aeroporto per un volo che avrebbe dovuto farla arrivare a Belluno attorno a mezzogiorno. L'inconveniente non ha fatto desistere candidati, militanti e sostenitori, accorsi in piazza numerosi negli ultimi scampoli di campagna elettorale di un centrodestra coeso per Oscar De Pellegrin. La piazza di oggi e con tanta gente a cui abbiamo detto che avremmo disdetto perché Giorgia non c'era, lo dice chiaramente, insomma abbiamo il vento in poppa oggi, vogliamo tradurre questo consenso anche alle urne. Meloni si dice mortificata e dispiaciutissima per avere saltato la sua prima tappa del tour odierno in Veneto, ma il suo sostegno a De Pellegrin è deciso. Vivete in una città nella quale chi ha amministrato negli ultimi anni ha pensato che a un certo punto fosse sufficiente gestire il quotidiano, no? Fare il minimo indispensabile, un po' dando per scontato anche il sostegno della gente. Non è così. Una città non è un condominio e per amministrare ci vuole il coraggio di andare oltre gli ostacoli e i limiti, come ha dimostrato Oscar De Pellegrin con il suo esempio di vita, afferma la leader di Fratelli d'Italia, che parla del ruolo di Belluno, della montagna, di lavoro e della denatalità che nel nostro territorio dice è figlia dell'assenza di opportunità. Tifo da stadio per Oscar De Pellegrin, nei cui confronti arrivano sostegno e elogio del deputato bellunese Marco Osnato, del capogruppo regionale Raffaele Speranzon e del coordinatore regionale Luca De Carlo. È un'occasione davvero unica questa. Dovete crederci, questa è una partita nella quale centrodestra, Oscar De Pellegrin possono vincere. Vi chiedo di sentirvi tutti candidati sindaco.